sarà sabato prossimo 6 agosto alla Farm Cultural Park nel cortile Bentivegna alle ore 20 la storia del noto fashion influencer siciliano Edoardo Alaimo sarà raccontata attraverso delle opere d'arte. Le installazioni artistiche sono di Letizia Lo Monaco, il sound design è di Maricetta Lombardo. Ascoltiamo in proposito lo stesso Edoardo Alaimo. A Favara, sabato 6 agosto, alla Farm Cultural Park, dalle ore 20 in poi, sarà presentata la storia del fashion influencer Edoardo Alaimo attraverso delle opere d'arte. Sì, abbiamo questo piacere di ritornare in Sicilia. Io lavoro a Roma e a Milano da moltissimi anni, però sono originario di Favara, sono appunto siciliano e tornare in Farm è un grande evento, una grande occasione perché appunto Florinda e Andrea Bartoli, founder di Farm, mi hanno appunto chiesto di raccontare la mia esperienza, il mio lavoro. Che è un lavoro fatto di comunicazione online, perché io appunto scrivo e parlo di brand, parlo di viaggi, di luoghi e di aziende del lusso e della moda attraverso il web, attraverso il mio sito web. E da qui appunto l'idea di raccontarmi e raccontare ai ragazzi siciliani quello che è il mio percorso attraverso un'opera d'arte. Un'opera d'arte che appunto è firmata dall'artista Letizia Lo Monaco, che parla di interconnessioni e di collegamenti oggi che avvengono attraverso la rete, dei collegamenti che sicuramente sono gli stessi che mi hanno portato a essere conosciuto sul web, poiché il mio sito lavora moltissimo con l'internazionale, e l'idea un po' di Andrea e Florinda attraverso quest'opera d'arte, rispettando i linguaggi di Farm, che sono linguaggi di arte contemporanea, volevamo appunto raccontare quella che era la mia storia, che è conosciuta fuori e che poi spesso appunto nella realtà locale magari non si conosce così approfonditamente, ecco. In conclusione, ricorda l'indirizzo del tuo sito. Sì, l'indirizzo del mio sito è edoardalaimo.com, inoltre i telespettatori mi possono trovare anche su Glamour Italia, poiché è una rubrica dedicata al beauty a 5 stelle, quindi glamour.it, Edoardo Alaimo. Le installazioni artistiche sono di Letizia Lo Monaco, il sound design di Maricetta Lombardo. Esatto, sì, Maricetta Lombardo è l'artista che si è occupata appunto di creare un sound design, perché l'intento di questa installazione era di raccontare il mio percorso facendo immergere il visitatore di Farm, di sabato, proprio in una vera e propria opera d'arte, ma che lui possa fruire l'opera d'arte, quindi non solo vederla con gli occhi, ma esserne totalmente partecipe. Quindi il sound racconterà quella che è la mia vita, quindi arricchirà l'opera di Letizia Lo Monaco.